buonasera a tutti gli amici di Officina Mediterranea che puntualmente ci seguono, si connettono alle nostre trasmissioni. Stasera siamo giunti alla puntata numero 30 del format Vieni al Sud, format che si occupa appunto della valorizzazione di tutte le realtà, le piccole realtà, soprattutto quelle poco conosciute del nostro Sud. E sono qui, stasera parleremo di San Rocco, del borgo San Rocco, il vallone San Rocco, che si trovano nella parte settentrionale del comune di Napoli, quindi siamo all'interno del comune di Napoli, e sono qui con Gabriella Guerriero, referente di Officina Mediterranea per la regione Campania, e con Marco Porzio, che è il presidente dell'associazione Amici del Vallone San Rocco, che ci dirà tantissime cose interessanti. Gabriella, prima di dare il saluto ai nostri amici, ai nostri ascoltatori, forse dovresti dare un messaggio, se non ricordo male, insomma, cioè dovresti dire qualcosa. Sì. Un magico messaggio. Intanto buonasera a tutti, bentrovati. Allora, io ricordo che c'è il Festival La Magia del Natale, siamo giunti alla seconda edizione, si svolgerà a Matera 18, 19 e 20 dicembre 2025 ed è un concorso internazionale dove possono aderire poeti, scrittori, favolieri, pittori, artisti e quant'altro. Insomma, è un festival variegato. La scadenza per inviare le proprie opere è il 31 ottobre di quest'anno e sulle pagine Facebook di Officina Mediterranea ci sono i post dedicati e il bando per potervi partecipare. Vi aspettiamo numerosi e io sarò tra i membri della giuria per il secondo anno, quindi sono molto ansiosa di valutare le vostre opere. Benissimo. Marco, vuoi dare anche tu un saluto ai nostri ascoltatori? Buonasera a tutti, ringrazio per l'opportunità che ci viene data. Scopriremo, spero, un posto bellissimo. A me piace tantissimo, però io sono di parte, non faccio testo. E niente, vi ringrazio quantomeno per il tempo che ci state dedicando. Benissimo. Va bene, allora credo che adesso possiamo partire con la sigla. Ci vediamo dopo la sigla. Esatto. Siamo tornati in diretta e credo che a questo punto possiamo dare inizio alla trasmissione. Vorrei giusto fare una piccola premessa. Allora, io ho detto prima che Vieni al Sud, queste dirette streaming che noi facciamo, hanno appunto l'intento di far conoscere, di valorizzare appunto le piccole realtà del Sud Italia, per farle scoprire a chi non le conosce, e quindi diciamo che è una promozione turistica a tutti gli effetti, diciamo, quella che noi facciamo, e quindi che Officina Mediterranea ha molto a cuore. Fino a questo momento ci siamo occupati però di realtà che erano dei comuni piccoli, medi, grandi, però comunque si trattava di comuni
che magari non erano proprio completamente sconosciuti, anzi alcuni erano anche abbastanza noti. Parlo di Putignano, non so, oppure di tanti altri. Quando da parte di Marco abbiamo ricevuto questa proposta, in un primo momento eravamo un po' per dire, noi stasera non proponiamo un comune, un paese, un paesino, non so, eccetera, ma proponiamo una all'interno di una grande realtà metropolitana, qual è quella di Napoli. E Borgo San Rocco si trova proprio nella cosiddetta cintura nord dell'Interland, dell'area metropolitana di Napoli. E quindi noi abbiamo detto, vabbè, ma c'è doppiamente incuriosito, perché abbiamo detto, vediamo un po' di che cosa si tratta, perché qua di solito è inutile che ci giriamo intorno. Quando si parla dell'area dell'Interland di Napoli, di solito si parla non certamente per cose positive, si parla sempre per i soliti stereotipi, i soliti luoghi comuni che puntano non lo so, alla criminalità, anziché come si chiama, alle discariche, all'abusivismo edilizio, eccetera. Invece no, ci siamo resi conto che non avevamo dubbio ovviamente su questo, perché ripeto, noi non siamo tra quelli che anzi io personalmente mi dissocio da questi luoghi comuni, anche perché ho anche i miei studi universitari li ho condotti a Napoli, e quindi ho avuto modo di conoscere un po' anche la realtà, quella meno apparente di Napoli. E quindi c'è questa, quando poi Marco ci ha cominciato a illustrare di che cosa si tratta, allora ci siamo appassionati, allora abbiamo detto, beh, la dobbiamo fare questa puntata. Poi devo dire la verità, ci ha dato in questo anche conforto Gabriella Guerriero, che è la nostra referente per la regione Campania, e voglio dire, Gabriella, la regione Campania è grande. Gabriella non è del Cilento oppure dell'Irpini, no, Gabriella è di Bacoli, che sta a 2 passi, diciamo, dall'area che noi andiamo a trattare oggi. Io ci abito, ma sono di Napoli. Io ci abito felicemente a Bacoli. Sì, sono di Napoli. Va bene, insomma, quindi hai comunque una conoscenza profonda, diciamo, di questa realtà. Allora ha detto Gabriele, no, ha detto questa è una cosa che dobbiamo fare. E allora va bene, quindi abbiamo accettato, e niente, poi nel momento in cui siamo entrati in contatto con Marco, abbiamo capito che Marco è veramente una persona che merita tutta la nostra considerazione per la sua preparazione, ma ancor prima per il suo attaccamento a questa realtà, diciamo, al vallone di San Rocco. Poi ci spiegherete esattamente qual è la differenza. E, nel caso di Gabriella, voglio fare questa premessa: lei questa sera è nella doppia veste di co-conduttrice insieme a me, ma anche ci relazionerà anche su alcuni aspetti che ha avuto modo di approfondire, appunto, di questo tema che noi andiamo a trattare stasera. Va bene, allora io prima di dare la parola a Gabriella, i saluti, vabbè, li abbiamo già fatti prima, è inutile che continuiamo a salutare. Vabbè, risalutiamo nuovamente tutti i nostri ascoltatori, lo facciamo sempre perché è da prassi, quindi risalutiamo nuovamente tutti. E dicevo, prima di dare la parola a Gabriella, e quindi vorrei giusto precisare che San Rocco è una zona di Napoli che fa parte, poi mi direte voi se è giusto o sbagliato, io l'ho preso da internet, dei quartieri di Chiaiano e Piscinola, che fa parte dell'8ª municipalità di Napoli, quindi siamo nella zona nord-ovest del territorio comunale di Napoli. Bene, a questo punto do la parola a Gabriella e poi Marco, e poi niente, capiremo tante cose. Ringrazio anche Donato Rinaldi, perché diciamo, noi siamo qui presenti con le nostre facce, diciamo, nella chat, ma abbiamo il nostro regista Donato Rinaldi, insomma, che è veramente l'anima di tutte le nostre trasmissioni. A te, Gabriella.
Grazie. Allora, intanto io ringrazio ancora una volta Marco perché mi ha veramente illuminato su una meraviglia della mia stupenda regione, della mia regione Felix, che io non conoscevo e che non ho ancora visitato. Come me, tante persone amanti del proprio territorio che sono proprio all'oscuro di questo Grand Canyon napoletano. Allora, con Marco ci siamo sentiti e lui mi ha indirizzato anche alla lettura storica di documentazioni che risalgono, insomma un po' all'origine della formazione di questo che è stato un borgo. Allora, il tutto avviene, in seguito alla peste del 1656 che flagella il regno di Napoli. Io adesso andrò per sommi capi perché poi quello che è più interessante ce lo racconterà Marco. Praticamente in seguito alla peste del 1656 i nobili scappano da Napoli e quindi trovano riparo in ville in periferia e nel modo più specifico in questa parte che poi formerà un borgo, quindi mi sembra tanto la storia del Decameron che si ripete, no? Scappare dalla peste, rifugiarsi e qui si chiede anche protezione a San Rocco che appunto protegge da questo male, di cui abbiamo notizie dalle fonti storiche ma anche da fonti artistiche. Ci basterà andare alla Certosa di San Martino per ammirare anche con dolore, se vogliamo, i quadri che ritraggono la peste del 1656, quadri di Micco Spadaro. Ma è un'epoca per il regno molto molto difficile perché anni addietro c'era stata l'eruzione del Vesuvio, sempre immortalata da Micco Spadaro. Nel 1648 c'è la rivolta di Masaniello e quindi è un periodo che da un lato è fecondo da un punto di vista culturale, però socialmente è molto agitato. Quindi qui sorge il primo nucleo di San Rocco. Però io adesso cedo la parola a Marco perché ci racconterà veramente meraviglie. Prego Marco. Grazie Gabriella, buonasera a tutti. Sono Marco Porzio, presidente dell'Associazione Amici del Vallone San Rocco. La nostra associazione si pone come obiettivo proprio quello di valorizzare il Vallone San Rocco, di cui vediamo alcune immagini che scorrono, poi magari dopo le commentiamo più approfonditamente. E insieme alla valorizzazione di questo luogo naturalistico che è il Vallone San Rocco, la valorizzazione anche del borgo di San Rocco. Come vi diceva Gabriella, il borgo San Rocco nasce perché questi nobili sostanzialmente hanno l'occhio più lungo della plebe. Quando scoppia la peste a Napoli, una peste in cui morirono 200.000 persone su una popolazione di 450.000 persone, quindi quasi la metà della città di Napoli morì in occasione di quel male. Quando scoppia la peste, dalle province le persone vengono in città, perché in città ci sono i medici, in città ci sono gli ospedali e quindi per avere l'assistenza dei medici pensano di appunto scappare dalla provincia abbandonata a se stessa e venire in città. I nobili capiscono che portando in città più persone si aumenta anche il rischio di contrarre il morbo e quindi appunto scappano, attuano il movimento inverso, scappano dalla città e si stabiliscono nei pressi di quello che doveva essere già una casa di campagna di un qualche monastero. Purtroppo non ci sono molte fonti storiche. A San Rocco doveva esserci, molti monasteri avevano l'abitudine di sfruttare i terreni che venivano donati ai monasteri per eredità, di sfruttarli come colonie agricole e quindi o insediavano dei chierici che si occupavano di coltivare la terra oppure affidavano tramite l'istituto giuridico della Gransia affidavano a dei privati questi terreni. Quindi a San Rocco doveva già esserci qualcosa del genere. I nobili si insediarono nei pressi di questo monastero e portarono con sé ovviamente le loro corti, quindi muratori, coltivatori anch'essi, camerieri, e si generò il primo nucleo di quello che poi diventerà il borgo di San Rocco. Borgo di San Rocco che fino
agli anni 30, quindi fino diciamo al periodo fascista, era fuori la città di Napoli. Ecco, in questa immagine in particolare si vede quello che noi pensiamo sia stato il primo nucleo abitativo. Vi faccio vedere che in basso al centro, vi faccio notare, in basso al centro c'è quella porta di una cappella. Noi pensiamo che quella sia la cappella che costruirono i nobili intorno al 1656-57 e che diciamo dedicarono a San Rocco facendo questo voto per essere protetti proprio dal santo francese. San Rocco è un santo francese, non è un santo italiano, ma è storicamente il santo che protegge da tutte le forme e da tutte le malattie. Ben presto San Rocco diventerà un punto di snodo perché si trova sulla strada che va verso Piscinola, che era uno dei casali di Napoli, e in questa foto si vede il terminale del tram di San Rocco. A San Rocco arriverà questo tram che sale da Piazza Dante, quindi dal centro di Napoli, e appunto si ferma a San Rocco. Si ferma a San Rocco per un semplice motivo, perché da lì la strada diventa in salita verso Marano e i tram probabilmente non ce la facevano ancora a superare quella salita. In quest'altra foto si vede la chiesa di San Rocco, ma la chiesa di San Rocco è arrivata dopo, è arrivata tra il 1906 e il 1908. Fino a quegli anni l'unico punto religioso era quella cappellina che abbiamo visto in quella prima foto. I nobili quindi si insediano in questo borgo che era già famoso perché per le vicine cave di tufo. Nel vallone San Rocco, di cui parleremo dopo, per adesso vi preannuncio soltanto che esistevano, ma sono esistite fino al 1986, sono state attive fino al 1986, quindi fino all'altro ieri, esistevano queste cave di tufo. E a fianco alle cave di tufo, in questa foto vediamo un riccio, a fianco alle cave di tufo vi erano le due pareti laterali del vallone. Il vallone immaginatevelo proprio come una V, quindi diciamo lungo i due costoni laterali insistevano questi castagneti che venivano sfruttati non tanto per il frutto, la castagna, quanto più per il legno di castagno. Il legno di castagno era utilizzato nell'industria nautica, è un legno che è molto utilizzato per la costruzione delle barche, è un legno duro, molto nodoso, molto buono per la navigazione e quindi appunto era un legno che veniva utilizzato per la costruzione delle navi e delle barche. Napoli è sempre stata una città portuale, la peste è arrivata dal porto, perché la peste è arrivata da un mercantile che si è fermato prima in Sardegna e poi è arrivato a Napoli, e appunto il legno serviva per costruire le barche nei cantieri di Napoli e nei vicini cantieri di Castellammare. Nelle foto che intanto scorrono stiamo vedendo l'accesso alle cave di tufo, è un po' difficoltoso l'accesso, però vi assicuro non ci vuole una particolare preparazione fisica. Noi abbiamo messo quelle corde che si vedono nelle foto e questa è una delle foto che io preferisco perché appunto ci fa capire la maestosità di queste cave di tufo. Queste cave di tufo a grotta hanno funzionato fino al secondo dopoguerra, in realtà fino al periodo fascista, perché fu Mussolini a vietare con una propria legge la coltivazione del tufo, cioè la lavorazione del tufo in sotterranea. La prima legge mineraria d'Italia si deve al fascismo e appunto in questa legge veniva vietato di continuare a lavorare il tufo. In realtà noi sappiamo da fonti più o meno certe, sappiamo che la lavorazione del tufo in sotterranea è continuata quantomeno fino agli anni 50. E da che cosa lo sappiamo? Lo sappiamo perché nelle cave abbiamo trovato questo ritaglio di giornale. Ritaglio di giornale che diciamo da un lato ci fa vedere Charles de Gaulle che va in visita al Papa e dall'altro parla di un pestaggio senza passione. Abbiamo approfondito, ci siamo incuriositi e abbiamo scoperto la data in cui Charles de Gaulle è andato dal Papa
E che cos'è questo pestaggio senza passione? Ma ritorniamo alle cave, le immagini che vanno sottofondo spero possano catturare la curiosità di coloro che ci stanno guardando. Alcuni hanno scritto che vedono queste cave come una ferita, in realtà no, le cave sono una cosa del tutto naturale, è l'uomo che sfrutta il tufo. Il tufo si è generato grazie alla seconda eruzione dei Campi Flegrei. I geologi molto semplicemente hanno individuato 3 grandi eruzioni dei Campi Flegrei e le hanno nominate la prima, la seconda e la terza, o anche in base al prodotto piroclastico che ne è derivato. Nella prima eruzione è nato il piperno, che è una roccia vulcanica molto dura, molto resistente, ma anche di più difficile lavorazione. Nella seconda grande eruzione è nato il tufo giallo, noto anche come tufo giallo napoletano, perché quello napoletano rispetto ad altri tufi ha delle caratteristiche che lo rendono più sfruttabile per l'edilizia. Per questo le case di Napoli sono fatte quasi tutte di tufo. Il tufo, lo si dice spesso, è un luogo comune, ma è vero, mantiene freschi d'estate e caldi d'inverno. Ha queste caratteristiche. Ha d'altro canto il problema di essere radioattivo. In realtà non è il tufo che è radioattivo, ma rilascia questo gas radon che è stato imprigionato 15.000 anni fa, quando dalle viscere della Terra è fuoriuscito il magma, ma è fuoriuscito anche il gas. Nel raffreddarsi il magma ha imprigionato dentro se stesso questo gas che piano piano poi negli anni viene rilasciato, e quindi per questo si dice che i bassi napoletani sono pericolosi dal punto di vista radioattivo, ma semplicemente perché i bassi non hanno un ricambio d'aria. I piani alti dei palazzi, ma già un secondo, un terzo piano di un palazzo, avendo più ricambio d'aria, riuscivano ad evitare il problema del radon. Le cave, come vi dicevo, sono state ufficialmente attive fino al 1986. Queste a grotta sono ufficialmente state chiuse nel periodo fascista, ma a fianco a queste a grotta è esistita fino al 1986 una cava a cielo aperto, Cava Suarez si chiamava, e quella cava Suarez ha funzionato fino al 1986 come cava di tufo. Successivamente Cava Suarez è stata utilizzata, è stato chiesto il permesso, e all'epoca i permessi si davano, è stata utilizzata come discarica, ma l'autorizzazione fu data solo per scaricare gli inerti, cioè i rifiuti edili che non creano problemi, quindi lo sfrido della muratura, i residui di muro. Purtroppo la persona che ebbe l'autorizzazione ha sversato in Cava Suarez anche qualcosa che non andava sversata, rifiuti pericolosi, e questa è una verità giudiziaria, non siamo noi che lo diciamo. Grazie ad un coraggiosissima denuncia che hanno portato avanti 6 persone fisiche, nessun ente, nessuna istituzione si è voluta aggregare, quindi 6 persone fisiche che ci hanno messo la faccia. Io all'epoca non mi occupavo ancora del Vallone San Rocco, quindi non sono una di queste 6 persone, ma ne ho conosciute 3 su 6. Grazie al loro coraggio si è arrivati ai massimi livelli giuridici e giurisdizionali, finanche, pensate, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, eccola qui, con questa sentenza del 9 novembre del 99, che ha condannato lo Stato italiano, anni e anni prima che lo Stato venisse condannato per la Terra dei Fuochi, che è notizia di quest'anno. Nel novembre del 99 lo Stato italiano è stato condannato per gli sversamenti illegali che venivano fatti nel Vallone San Rocco. Pensate che addirittura nel Vallone San Rocco venivano toccate le medicine, i medicinali scaduti del vicino policlinico, ma anche gli scarti della sala operatoria del vicino policlinico. Come diceva prima Francesco, ci troviamo nella parte alta di Napoli, giusto per dare un'indicazione a chi non è di Napoli. Immaginate di tracciare una linea che parte dal Bosco di Capodimonte e arriva al secondo policlinico, e al centro di questa linea si trova il Vallone San Rocco. Quindi diciamo scaricare i rifiuti del policlinico nel vallone era anche vicino dal punto di vista logistico.
nel vallone corre una strada che non è questa che si vede nelle immagini, questa è la strada di accesso al vallone. In questo momento si inquadra quella che era il muro finanziere. Queste sono le cave del vallone, queste che si vedono nelle immagini, in particolare questi capannoni che vediamo appartengono ad una fonderia, la fonderia artistica Mango, che è una delle 2 fonderie artistiche che esistono ancora a Napoli e che ancora oggi fa delle creazioni in ferro bellissime. Loro si occupano anche di arredo urbano, fontane, panchine, lampioni. Venite a vedere la loro cava che utilizzano come deposito, perché dentro ci sono delle statue bellissime. Questa è poi la strada che si fa a piedi per entrare nel vallone San Rocco. In questa immagine si vede il ponte della metropolitana che scavalca il vallone San Rocco. Purtroppo alla strada di Basoli, che era fatta appunto di quella pietra lavica che si intravede, è stata sovrapposta questa colata di cemento. La colata di cemento ha fatto da impermeabilizzante per l'acqua. Il vallone San Rocco, come diceva prima Gabriella, nasce come impluvio, quindi come canyon, come azione erosiva della pioggia che ha scavato questo solco nel tufo, esattamente come il Grand Canyon americano. Soltanto che il Grand Canyon, non avendo la vegetazione, non lascia intendere chiaramente la sua grandezza, la sua maestosità e la profondità delle sue dimensioni. A me questa cosa fu spiegata in Australia. In Australia esiste un canyon, sì, molto simile al Grand Canyon, che si chiamano le Blue Mountains. Sono montagne blu perché l'eucalipto, sciogliendosi al sole, emana questi fumi che le fanno sembrare blu. L'eucalipto però, essendo vegetazione, non ti fa capire quanto quelle montagne siano alte, e mi hanno spiegato che quelle montagne sono addirittura anche più alte del Grand Canyon americano. Il vallone San Rocco non è più alto del Grand Canyon americano, non vi sto dicendo questo assolutamente. Siamo a 231-232 metri sul livello del mare. Dal punto di partenza al punto di arrivo c'è un dislivello di circa 120-130 metri. All'interno del vallone San Rocco è stata costruita questa strada che le immagini ci stanno mostrando, che è stata lastricata di pietra lavica. Questa è la prima cava che si incontra entrando nel vallone San Rocco, è denominata cava Aloschi. Forse qualcuno avrà già sentito questo nome. Gli Aloschi sono una famiglia di tour operator napoletani e sono i primi che si sono inventati. Loro avevano dei pullman, avevano una ditta di pullman, infatti si intravede sotto quella costruzione un pullman. Poi chi è entrato nella cava mi ha detto che ci sono altri pullman abbandonati nelle cave. Loro sono stati i primi ad inventarsi il turismo crocieristico, cioè l'idea di andare a prendere le persone sotto le navi da crociera e portarle a Pompei e Ercolano. Qui in particolare c'è questo altarino, un altarino dedicato a San Vincenzo Ferreri. Chiedo ai miei 2 conduttori, io faccio sempre questo quiz con i partecipanti, chiedo ai miei 2 conduttori se sanno perché San Vincenzo Ferreri. Io no. No, nemmeno io, diccelo tu. San Vincenzo Ferreri è il protettore di tutti i lavoratori edili e quindi per estensione anche il protettore dei cavaioli. I cavaioli si fermavano a quell'altarino inquadrato prima a pregare di avere salva la vita prima di iniziare a lavorare la mattina. Questa era gente che lavorava con degli strumenti molto semplici. Interrompo un attimo per farvi notare in quest'immagine proprio come l'acqua ha scavato il suo solco nel tufo. Questa, diciamo, ci dà l'idea dell'azione erosiva che l'acqua in 15.000 anni ha potuto svolgere e ha creato questo Grand Canyon. Torniamo ai cavaioli. I cavaioli erano gente che veniva anche pagata a cottimo, quindi in base a quanti mattoni di tufo riuscivano a produrre in una giornata. E molti di loro lavoravano ad altezze. Prima si sono intravisti questi giganti di tufo in un bellissimo articolo del Mattino, del caporedattore del Mattino Vittorio Del Tufo. Lui li ha definiti i giganti. In questa foto si vede il punto dove finiscono i soldi.
Finisco quello che stavo dicendo e ve lo spiego meglio. I giganti di tufo sono appunto questi costoni di tufo che sono lateralmente al vallone San Rocco, all'interno dei quali l'azione erosiva dell'acqua piovana ha scavato questo grande solco e tutt'oggi continua a scavare, perché poi il vallone è naturalmente portato a incalanare l'acqua. Questi sono i lavori che sono stati finanziati con fondi della Comunità Europea, dell'Unione Europea, che sono stati fatti tra il 2006 e il 2008. Questi lavori dovevano avere il compito di reggimentare le acque, ma in quel punto sono finiti i soldi e quindi la strada arriva fino a quel punto. Dopo è stata fatta, non nel 2006 ma molti anni prima, è stata fatta questa colata di cemento che non ha fatto altro che aumentare i danni. Questo è un graffito, questo è un luogo a me molto caro, è un graffito che si trova nel vallone in cui appunto si legge sciopero nazionale, ci manca la O, maggio 1910. È uno sciopero che i Cavaioli hanno fatto. Sopra si legge 17, 18, poi c'è un 9, quindi 19 maggio 1910. Questi erano i basoli con cui era stata fatta la strada negli anni 30. Le fughe dei basoli permettevano al terreno di assorbire l'acqua piovana, che ripeto viene naturalmente incalanata in questo solco creato proprio dall'acqua. Facendo la colata di cemento, l'acqua non riesce più a essere assorbita dal terreno. E quindi appunto quando piove si crea letteralmente un fiume d'acqua. In questa immagine si vedono dei rifiuti che ancora oggi purtroppo sono nel vallone, e in questa altra immagine si vede quello che io impropriamente, assolutamente impropriamente, ma affettuosamente ho rinominato il castagneto di Totò, perché una parte dei castagneti che c'erano nel vallone San Rocco appartenevano alla famiglia De Curtis. Totò, non tutti magari conoscono la storia di Totò, io da napoletano sono obbligato a conoscerla, quindi diciamo una piccolissima digressione sulla storia di Totò. Totò non nacque nobile, Totò era figlio di un sarto e di una lavandaia, tra l'altro era anche figlio illegittimo perché i due non erano sposati. Il sarto, il padre, lo riconobbe successivamente. Totò, diventato ricco grazie alle sue doti di attore, aveva sempre avuto il pallino della nobiltà e quindi conobbe questi nobili di Somma Vesuviana, questa famiglia nobile De Curtis, che si chiamavano come il padre, e si fece adottare da questo nobile un po' decaduto, che quindi aveva bisogno dei soldi di Totò e in cambio Totò aveva bisogno tra virgolette, della nobiltà. E in questo modo Totò assunse un primo titolo nobiliare. Successivamente conobbe altri nobili, si fece adottare, non ve la sto a tirare a lungo. Totò alla fine era Antonio Griffo Focas, Flavio Angelo Ducas Comneno, Porfirogenito Gagliardi, De Curtis di Bisanzio. A furia di farsi adottare ha preso qualche nome in più. Questi castagneti, come vi dicevo, erano della famiglia De Curtis. Questa è la problematica con cui ci troviamo noi a combattere. La natura è una problematica bellissima, sia chiaro, però la natura cresce, la natura ripopola il vallone, la natura si riprende il suo spazio. Avete visto che abbiamo giusto dovuto tagliare qualche ramoscello di rovi per poter creare questo sentiero. Si intravede adesso nel sentiero la corda che noi mettiamo a disposizione delle persone che vengono a visitare il vallone. Tramite quella corda si arriva alle cave. Questo è l'ingresso, questo in particolare credo che sia l'ingresso a Cava Canditone, perché era una cava data in concessione alla famiglia Canditone, che ancora oggi, la famiglia Canditone ancora oggi si occupa di edilizia e di coltivazione del tufo. Loro hanno delle cave a cielo aperto nella vicinissima Chiaiano. Io sono in contatto con alcuni discendenti della famiglia Canditone e sto cercando di organizzare anche una visita alle loro cave che, ripeto, tutt'oggi funzionano ancora. Il tufo poi è diventato un materiale edile antieconomico perché è stato soppiantato da materiali molto più facili da lavorare, molto più immediati, come oggi si usa tanto il gesso.
Questa è la porta di accesso a Cava Canditone, c'ha quel lucernario sopra che si intravede in questa immagine, che poi è oggetto di una frana. Ci troviamo in una zona ad altissimo rischio idrogeologico. C'è quel lucernario che ci regala sempre dei giochi di luce bellissimi. Nelle foto che abbiamo visto prima si era creato appunto quel gioco bellissimo di luce che abbiamo ospitato anche dei fotografi al Vallone, sia fotografi professionisti che associazione di amatoriali, e ci hanno ringraziato perché ci hanno detto che giochi di luce del genere sono difficilissimi da trovare. Qui siamo ancora dentro Cava Canditone e vedete la scaletta che usavano i cavaioli per arrivare dall'alto? Ebbene, quella scaletta non è stata costruita partendo dal basso, ma è stata costruita partendo dall'alto. In questa immagine un po' più scura, perché semplicemente perché ci arriva meno luce, riuscite a vedere là in fondo c'è una cordicella che delimita uno strapiombo. L'abbiamo messa noi, questa cava abbiamo stimato essere alta fra i 30 e i 40 metri, come un palazzo di 5-6 piani, forse anche di più. Quello strapiombo abbiamo stimato essere alto tra i 40 e i 50 metri. È stato denominato Salto del Folle, non da noi ma da altre persone, è stato denominato Salto del Folle. Abbiamo mantenuto questa denominazione. Ovviamente la capite, insomma, soltanto un folle si lancerebbe da quello strapiombo, e noi abbiamo deciso di mettere quella semplice cordicella per dare il senso del vallone. Questa è la parte più scura del vallone e non so se riuscite a intravedere con la luce di questa torcia che questo muretto di pietre è stato messo in maniera più o meno regolare. Anche qui io faccio sempre un quiz ai partecipanti alle nostre visite, quello è un barattolo in particolare. Avete idea, voi due conduttori, del perché queste pietre siano state messe in linea? Vedete, ce ne sono altre qui di pietre messe più o meno in linea retta. Secondo voi perché queste pietre, queste addirittura formano un angolo di 90 gradi? Secondo voi che cosa possono essere queste pietre? Potrebbero essere, non so, servire a delimitazione dei materiali che venivano estratti. Boh, non lo so. Gabriella, provaci anche tu. No, non... Delimitare qualcosa sì, però non so se è stato un rifugio antiaereo e quindi servivano a riparare. Servivano a dire semplicemente questa è casa mia e questo, diciamo, è il muretto di casa mia e al di là c'è casa tua. Quando entravi nel rifugio antiaereo, molto semplicemente non sapevi se tornando a casa avresti trovato il tuo palazzo ancora in piedi o meno. Vedete questi sono due barattoli di metallo. Vedete questi due solchi nel tufo? Questa è una cucina. Questa è la cucina che utilizzavano nel rifugio. Lì appunto mettevano delle grate di ferro, sulle grate di ferro con i barattoli che ancora sono lì o con delle pentole che velocemente riuscivi a portarti da casa quando sentivi la sirena suonare, ti cucinavi, ma più semplicemente tu entravi nel rifugio senza sapere se uscendo avresti trovato ancora il tuo palazzo, ancora casa tua, ancora la tua vita, tutti i tuoi ricordi, le tue foto. Oggi siamo tanto attaccati alla materialità delle cose, queste persone non se lo potevano permettere, perché magari la bomba colpiva il tuo palazzo e quindi tu tornavi a casa e non trovavi più nulla. La strada che abbiamo visto nelle immagini, io affettuosamente, mi si passi il termine, quando vengono i partecipanti alle nostre passeggiate, io la chiamo Beirut. Oggi forse non la dovrei chiamare più Beirut, la dovrei chiamare Gaza. Possiamo solo per un attimo immedesimarci in queste persone che escono da casa avendo una vita e non sanno se quella vita la ritroveranno. Molti di loro finivano durante la seconda guerra mondiale. Napoli è stata la città più bombardata d'Italia. Molti di loro finivano per restare nei rifugi e quindi per questo si costruivano casa mia e casa tua, perché alla fine loro, non avendo più un posto da chiamare casa,
tornavano nei rifugi antiaerei e vivevano lì, si creavano una casa lì. E quindi sostanzialmente creavano le fondamenta delle mura divisorie di casa con quelle pietre che trovavano sfuse e sparse nella cava. Le mura vere e proprie le creavano con delle lenzuola, tiravano delle corde, su queste corde stendevano le lenzuola e questa era la loro vita. Gli americani al termine della guerra non ci potevano pensare che persone vivessero ancora nelle cave, perché al termine della guerra non si erano ricostruite tutte le abitazioni. le abitazioni, grazie Gabriele. E mandarono un giornalista, era il 48-49, mandarono un giornalista della rivista Life a fare un servizio su coloro che vivevano ancora nelle cave e nei rifugi antiaerei. Questo numero di Life si trova online, noi l'abbiamo appunto stampato online e ci fa vedere di come le persone effettivamente vivessero ancora nei rifugi. Ripeto, persone che non avevano alternativa sostanzialmente. Il piano Marshall è arrivato, se ricordo bene, nel 52-53, quindi è passato qualche anno dalla fine della guerra affinché arrivassero i soldi degli americani per avviare una vera e propria ricostruzione delle abitazioni. E il vallone San Rocco è stato un rifugio antiaereo. Ma non è stato soltanto questo, abbiamo visto il graffito dello sciopero, siamo stati all'emeroteca. L'emeroteca, per chi non lo sapesse, è quel posto dove vengono conservati tutti i quotidiani, le copie dei quotidiani, perché ho interessato l'ufficio storico della CGIL, che era l'unico sindacato fino a qualche tempo fa. Sicuramente nel 1910 era l'unico sindacato esistente e la persona con cui mi sono interfacciata dell'ufficio storico della CGIL di Napoli mi ha detto di aver fatto una ricerca nei loro archivi, ma di non aver trovato nulla di quello sciopero che è rimasto impresso nella roccia del vallone San Rocco. Però mi ha suggerito di andare all'emeroteca e mi ha anche detto: guarda, consulta questo giornale invece di quest'altro giornale, perché quello era più vicino agli industriali, quell'altro invece era più vicino ai lavoratori, quindi magari quello più vicino agli industriali non parlava dello sciopero, quello più vicino ai lavoratori ne parlava ma poco, perché degli scioperi se ne parlava poco sui giornali e quindi di fatto non abbiamo trovato nulla. Abbiamo trovato notizie di scioperi a Milano, ad esempio. Quando è nata la nazionale di calcio italiana, bisognava fare una partita tra i giocatori che aspiravano a entrare nella nazionale di calcio, era proprio il maggio del 1910, e questa partita non si poté fare a Milano sul campo dell'Inter perché in quel momento c'era uno sciopero dei lavoratori edili in atto, in corso, che occuparono il campo di calcio e non fecero disputare questa partita. Quindi abbiamo trovato notizie varie e disparate, ma purtroppo di quello sciopero in particolare nell'emeroteca non abbiamo trovato nulla. Fermatemi perché io tendo a parlare e magari voi mi volete fare qualche domanda e non riuscite a interrompermi. Qualche spettatore che vorrebbe sapere, Marco, se anche le persone del luogo partecipano fattivamente alla rivalutazione del vallone. Questa è una domanda allora, il borgo di San Rocco, lo abbiamo accennato prima, è un borgo che di fatto era fuori della città di Napoli. Nelle immagini è stato inquadrato anche il muro finanziere. Il muro finanziere era un muro che fu costruito intorno al 1826-27 e appunto non aveva uno scopo difensivo, non era un muro militare, era un muro finanziario, cioè era un muro che serviva prettamente per non far passare le merci. Il problema in quel tempo che aveva il re era soprattutto un problema di contrabbando. Quindi non nasce dal nulla il muro finanziario. I muri finanziari erano stati costruiti già a Torino, alla Spezia, a Roma, a Parigi. Il muro finanziario di Parigi viene preso come ispirazione per costruire quello napoletano. E appunto in prossimità del vallone San Rocco c'è il
passa il muro finanziere, c'è anche una porta di accesso alla città, una porta secondaria, non una porta di importanza primaria, ma c'è una porta di accesso alla città che appunto si chiama Posto di Guardia di San Rocco, e il borgo di San Rocco è messo fuori dal muro finanziere, quindi era considerato come un borgo fuori della città, fuori dai confini cittadini. San Rocco è sempre stato un posto di passaggio, quindi diciamo le persone che abitano a San Rocco o sono nate a San Rocco o sono persone che magari è un po' un quartiere dormitorio. È brutto da dire come termine, ma purtroppo è la realtà. Nelle grandi città ci sono tanti quartieri dormitorio. E devo dire la verità, soprattutto questa seconda categoria di persone si interessa di meno perché non è originaria del luogo, quindi non tiene alla valorizzazione del luogo. Però non tutto è perduto, ci stiamo provando, in particolare quest'anno la nostra associazione partirà con un progetto per coinvolgere un istituto turistico che sta abbastanza vicino al Vallone San Rocco, e quindi appunto cercheremo di coinvolgere i ragazzi di questo istituto turistico. Questa che vediamo nelle immagini, quella di sopra, è la stele di Piazza Pilastri, quella di sotto è una mappa che ci fa vedere il percorso della Via dei Canapi. La Via dei Canapi era una strada che diciamo fu fatta per disperazione. La canapa, la lavorazione della canapa che veniva coltivata da questo lato della città veniva poi lavorata dall'altro lato della città, ad Agnano, nel lago di Agnano. Poi veniva riportata da questo lato della città, quindi c'era un incessante via vai di canapa nella città. Il problema è che la canapa, dopo essere stata messa a macerare nel lago di Agnano, puzzava molto, e quindi passando per la città diffondeva questa puzza. La Via dei Canapi, questo che vediamo nelle immagini, è il percorso del muro finanziere, che più o meno corrisponde alla Via dei Canapi, più o meno. Sulla Via dei Canapi, se qualcuno fosse interessato, vi posso suggerire questo libro del mio amico Ciro De Novellis, si chiama appunto La Via dei Canapi. In realtà parla di tutto tranne che della Via dei Canapi. Ciro ha una sua teoria che è molto bella, io sto cercando anche di approfondirla con altri scritti, però è prematuro parlarne adesso, non sono preparato, quindi queste che vediamo nelle immagini sono le caserme di primaria importanza del muro finanziere. Questa è quella che si trovava e si trova ancora oggi sotto e com'era in una cartolina, e sopra come purtroppo è oggi. Questa si trova al Ponte dei Granili a San Giovanni a Teruccio, ed era la via di accesso alla città dal sud Italia, dalle Calabrie. In realtà più che dalle Calabrie, dalla zona costiera. Questa era la via di accesso invece dalle Calabrie, ed è quella che si trova nell'emiciclo di Poggioreale. Sopra è come oggi, sotto è il rendering del progetto di rivalutazione, perché diventerà una stazione della costruenda metropolitana di Napoli, della chiusura dell'anello, così si dice. Ed è un progetto bellissimo, il recupero di questa struttura che dopo essere stata una dogana divenne un macello, quindi fu condannata ad ospitare sangue, morte e cose brutte, ed oggi viene ripresa grazie a questo progetto della metropolitana di Napoli. Il muro finanziere aveva nell'idea del suo architetto, l'architetto Gasse, Stefano Gasse, aspirava ad essere, come era in voga nel tempo, una struttura neoclassica. Quindi vedete c'è l'utilizzo di colonne, di capitelli, la struttura che c'è sopra era la dogana di Secondigliano e si trova ancora oggi in piazza Secondigliano. Ancora oggi è una caserma dei vigili urbani, sebbene sopra ci sia la scritta Scuola Elementare Vittorio Emanuele, e ospita una caserma dei vigili urbani. La struttura di sotto invece era la porta di accesso a Bellaria, veniva chiamata così, ed è la zona più vicina al Vallone San Rocco. Ce ne sono due, questa e un'altra, proprio il posto di guardia di San Rocco. Questa di Bellaria rimane ancora in piedi. La struttura che vediamo sopra in questa immagine era il posto di guardia di Antignano.
Gabriella sicuramente lo saprà, che è di Napoli, credo anche Francesco, perché se ha studiato a Napoli sicuramente sa di che cosa stiamo parlando. Per i non napoletani Antignano è il Vomero, quello che successivamente è stato chiamato Vomero. Su questo palazzo dove c'è quella tabaccheria c'è ancora la targa che vediamo nell'immagine di sotto. Qui si paga per i reggi censali, cioè qui ti devi fermare e mi devi pagare le tasse, perché il re ha costruito il dazio, esatto. Il re ha costruito il muro finanziere per fare in modo che tutte le merci che vengono dai casali, perché Gabriella te lo ricorderà sicuramente che i casali erano stati esentati dalla tassazione. Certamente, però c'erano dei punti in cui comunque si dovevano comunque corrispondere Esatto, i punti d'ingresso nella città. Sì, che Vai Gabriella, scusami. No, tra l'altro mi colpiva nella lettura che tu mi hai suggerito, perché veramente mi hai illuminato e ti ringrazio, che questi dazi dovevano essere degli edifici magnificamente costruiti, perché secondo uno studioso che poi se ne è occupato, che è Alfredo Buccaro, dovevano stupire il visitatore. E quindi anche il dazio che si trova a Capodichino, la zona dell'aeroporto, è ispirato proprio ad un dazio parigino, quindi parliamo di alta decorazione, alta architettura, però di Alto questo neoclassico, sì, alto stile neoclassico. Questo che si vede nelle immagini è il posto di guardia di San Rocco, sì. che purtroppo in una notte di forti piogge era già abbandonato da tempo, in una notte di forti piogge è crollato, si vede nell'immagine di sotto. Nell'immagine di sopra c'è un particolare, c'è una targa di ceramica sotto la pubblicità di quella farmacia. La foto forse non rende giustizia, c'è una targa di ceramica che non è andata perduta, è stata conservata, dove c'è scritto proprietà del Real Albergo dei Poveri. Perché Real Albergo dei Poveri? Il Real Albergo dei Poveri svolgeva anche funzioni di accoglienza. I viandanti, a quel tempo non si viaggiava con le macchine comode come ce le abbiamo oggi, si viaggiava su scomodi cavalli trainati da buoi, i viandanti arrivavano stanchi e quindi in prossimità di questi posti di accesso alla città di Napoli vi erano anche dei punti di accoglienza veri e propri, o perché appunto si necessitava di una mera accoglienza perché si era stanchi o perché si era poveri e si immigrava in città per cercare fortuna o per cercare accoglienza. Sopra c'è ancora, in queste due immagini, sopra c'è ancora il posto di blocco, il posto di, scusatemi, di dogana di San Rocco. Sono due costruzioni prospicienti, quella di sinistra che è quella crollata e poi ce n'è un'altra coperta dalla vegetazione che però è in piedi ancora oggi, è in piedi solo per fortuna perché è totalmente abbandonata dalle istituzioni. Questo che vediamo è il ponte nuovo di San Rocco. Nell'immagine precedente c'era il ponte vecchio. Il ponte nuovo di San Rocco, su cui lascio la parola a Gabriella, vi voglio solo far notare che l'immagine di sopra è com'era il ponte quando è stato costruito, nell'immagine di sotto purtroppo i tedeschi lo minarono nel 1943 e quindi è stato ricostruito dagli americani in cemento armato. Prego Gabriella. Eh sì, questa è una storia veramente affascinante quanto antica. Oggi qui sorge il ponte, però nel 1300, giù di lì, c'era una chiesetta e nei paraggi il re Carlo di Angiò seppe che suo zio Luigi IX di Francia era stato canonizzato. Lui per la gioia si inginocchiò e quindi dall'espressione latina sorge la via Santa Maria a Cubito. Successivamente poi è stato edificato questo ponte che possiamo ancora vedere. Io a tal proposito ti chiedo, Marco, ma quindi il visitatore che viene al Vallone San Rocco, oltre ad uno scenario naturalistico straordinario, perché poi c'è una flora e una fauna intatta con un equilibrio perfetto e straordinario, può anche comunque godere di un racconto storico antico. Voi offrite anche questo oppure è principalmente un racconto naturalistico? Diciamo che la visita alla parte naturalistica già prende
tra le 2 e le 3 ore. Il percorso si snoda su circa 2 chilometri tra andata e ritorno, quindi a volte sforiamo anche le 3 ore quando il gruppo è particolarmente lento nel camminare. E quindi diciamo preferiamo dividere le visite naturalistiche dalle visite più di carattere storico. C'è un'iniziativa che sicuramente i partecipanti alla trasmissione conosceranno, si chiama Open House, è un'iniziativa che facciamo ogni anno in cui appunto viene trattato il borgo di San Rocco inteso come luogo storico e il vallone San Rocco inteso come luogo naturalistico, viene trattato in 2 momenti diversi, la mattina e il pomeriggio per intenderci, quindi il visitatore in un unico giorno può godere di entrambe le iniziative. Quel ponte moderno che abbiamo visto nelle immagini di prima è il terzo ponte che è stato costruito sul vallone San Rocco. Ci tengo a dire, è un ponte costruito interamente con fondi privati. Nel vallone San Rocco c'è una clinica, prima era di proprietà del professore Bonavita, poi il professore Bonavita è molto in là con gli anni, ha ceduto la clinica a un gruppo internazionale che sono i Maugeri, tutti li conosciamo, e il professor Bonavita prima di andare via voleva assicurare alla clinica un punto di accesso più moderno e più funzionale, perché alla clinica si arrivava da una stradina molto stretta dove se si incontravano 2 macchine o 2 ambulanze non c'era abbastanza spazio per passare. Non essendoci altre strade, il professore pensò bene, consigliato da quelle 2 persone che abbiamo visto in foto prima, che sono 2 professori universitari della facoltà di architettura di Napoli, con i quali poi siamo diventati amici. La professoressa sulla destra lì c'è Lilia Pagano e sulla sinistra il marito di cui perdonate, ma in questo momento mi sfugge il nome. Ad ogni modo, questi 2 professori hanno fatto il progetto del ponte che vediamo qui sommariamente diciamo nei disegni rappresentato. Questo ponte è stato posato con una gru altissima venuta da Verona, montata davanti al bosco di Capodimonte, che ha letteralmente preso questo ponte e lo ha appoggiato sul vallone San Rocco, sulle 2 spallette che erano state costruite, e oggi questo ponte è entrato in funzione. Tutto questo accadeva 2 anni fa o forse anche 3 anni fa. Io ero lì quella sera perché chiusero la strada e perdonatemi, ma io sono un tipo curioso, volevo andare a vedere questo ponte e insieme a mio figlio che all'epoca aveva 7 anni. Ecco qui, qua si vede proprio nell'immagine la gru che alza il ponte metallico e lo colloca al suo posto. Questo è il ponte ancora in costruzione. È stata una meraviglia della tecnica, abbiamo assistito a meraviglie storiche, abbiamo assistito a meraviglie naturalistiche, c'è anche una meraviglia della tecnica nel vallone San Rocco che è il terzo ponte. Ripeto, un ponte interamente costruito con fondi privati. Il professore Bonavita ci ha messo i soldi di tasca sua, non un euro di denaro pubblico. E questo ponte diventerà, perché diciamo è stata posta come condizione dalla sovrintendenza paesaggistica e da altri, dalla regione, dal comune e dal Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, questo ponte diventerà una delle porte di accesso al Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. Verrà messo a disposizione la pubblica utilità, diventerà un parco pubblico dove si può andare, si può camminare, si può andare in bicicletta, aperto in determinati orari, con una servitù di uso pubblico, ed è proprio in questo punto che si è un attimino arenata la procedura, perché diciamo catastalmente stanno avendo problemi a capire di chi sono determinate particelle e quindi poi fare il cambio di destinazione d'uso per passarle da private a pubblico. Scusate questo momento diciamo di tecnicismo. In questo momento quindi il ponte è ancora di proprietà della clinica Maugeri, ma a breve, insomma, si spera a brevissimo, diventerà un parco pubblico. Ho citato il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. Come diceva Francesco, ci troviamo nella zona nord di Napoli. In realtà il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli abbraccia un po' tutta la cintura della città di Napoli, perché parte da Pianura, che si trova guardando la città di Napoli a sinistra ed si trova vicino a Gabriella, vicino a Bacoli per intenderci, abbraccia poi fino al vallone San Rocco.
Rocco. Il Vallone San Rocco in sé quindi è soltanto un pezzo del parco metropolitano, è un ente regionale, pensate ci sono volute ben 2 leggi regionali per istituirlo, una fatta negli anni 70, se ricordo bene nel 72, un'altra è arrivata qualche anno dopo, nel 96, perché la prima non bastava sostanzialmente, ma vi dico che non è bastata neanche la seconda, perché è un ente che purtroppo, ahimè, non ha budget, o meglio, ha i soldi veramente limitatissimi, quindi non riesce a fare tutte le cose che vorrebbe fare. Quest'anno in particolare sono stati bravi, hanno partecipato a un bando della Comunità Europea, si chiama Urbi Ecos, hanno avuto dei fondi e con questi fondi stanno realizzando uno studio della flora e della fauna del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. Però sarebbe bello se questo parco ci desse una mano nella pulizia dei sentieri, perché vi assicuro che è una faticaccia fisica che richiede anche delle macchine, perché farla a mano è un conto, ma se tu vieni con le macchine è molto più facile. Ci sono dei volontari, Marco, per questo, per la gestione? Ci sono volontari? Scusami, volontari. Ce ne occupiamo noi associazioni. Ci siamo noi sul Vallone San Rocco, che non siamo l'unica associazione che si occupa del Vallone San Rocco. Ce ne sono sulla carta almeno altre 4, di cui in realtà 1,5 sono attive, 2 sono attive. In altre zone del parco metropolitano ci sono altre associazioni, per esempio nella selva di pianura, che tu sicuramente conoscerai, ma perché è geograficamente vicina a dove abiti tu. Nella selva di pianura c'è un'associazione che si occupa anche della gestione della collina dei Camaldoli. Loro hanno un parco botanico, gestiscono un parco botanico che si trova molto vicino all'eremo dei Camaldoli, in cui appunto stanno cercando di ripristinare le vecchie colture che i monaci gestivano sul cosiddetto sentiero dei monaci. Una delle cose che mi sono ripromesso di fare è di andare a vedere le cave di Piperno che stanno tra Pianura e Quarto, perché a San Rocco, sì, tra Pianura, Soccavo, Quarto, quella zona lì. A San Rocco veniva coltivato il tufo, da quel lato là invece si coltivava il piperno. Queste immagini artistiche che scorrono, questa in particolare è un quadro delle ballerine, molti lo conosceranno perché è la massima espressione del pittore francese Edgar Degas. Io non ho studiato francese, quindi chiedo scusa se la pronuncia non è proprio ottimale. Edgar Degas, voi direte perché stiamo parlando di Edgar Degas? Perché il nonno di Edgar Degas, quel signore anziano che si è visto nel primo quadro, questo che si vede adesso è Edgar Degas, e quel quadro che si vede sotto, ecco, questo era il nonno di Edgar Degas, scappato dalla rivoluzione francese. Lui faceva lo stesso lavoro che faccio io, lui era un banchiere, io sono un bancario, c'è una differenza molto sostanziale, ma insomma più o meno il lavoro è quello. Edgar Degas scappò dalla rivoluzione francese, venne a Napoli e aprì la sua banca a Napoli. Rimase a Napoli, si innamorò di Napoli e prese possesso di questa villa che oggi si chiama Villa Fagella, all'epoca si chiamava Casino Degas o Degas, ma prima ancora era il Casino Paternò. Paternò era un nobile siciliano venuto, chiamato dal re, venuto dalla Sicilia. Era sostanzialmente il compagnello di caccia del re, perché il bosco di Capodimonte, prima di essere una reggia, era una riserva di caccia reale, e quindi diciamo costruì questo casino di caccia molto vicino al bosco di Capodimonte, alla riserva di caccia, per andare a caccia col re. Poi questo nobile siciliano ha venduto al banchiere francese, e il banchiere francese ha ospitato il nipote. Il nipote ha studiato anche all'Accademia di Belle Arti a Napoli, dove si è perfezionato nella pittura ed è diventato quel famosissimo pittore che oggi tutti conosciamo grazie alle ballerine che abbiamo visto prima. Quell'altro quadro dove si vedeva quel paesaggio in lontananza è un quadro attualmente conservato all'Università di Cambridge, la cui didascalia è Castel Sant'Elmo visto dal Vallone San Rocco. Si intitola proprio così. In realtà non è visto dal vallone perché il vallone si trova più basso, è visto dalla collina che oggi è chiamata dei Colli Aminei, che è molto vicina al vallone.
Non ho capito bene questa domanda. Che cosa sono Svevi aragonesi, eredi degli Svevi? Non ho capito. Bisognerebbe, diciamo che la circostanziassero un attimo la domanda. Invece, quella domanda che c'era prima, che ci chiedeva di Villa Fagella, se volete, diciamo, approfondire, vi consiglio questo libro. Eccola qua, Villa Fagella, che importanza ha avuto per il borgo e quali memorie conserva ancora. Purtroppo a Villa Fagella, Fagella era un medico che ha lavorato con Cardarelli, che ha acquistato questa villa. È stato molto sfortunato perché lui si è trovato a fronteggiare ben 2 terremoti e in realtà lui commise l'errore, lasciatemi fare il bancario cattivo, lui commise l'errore di comprare i 5/6 della proprietà della villa, perché 1/6 era ancora di proprietà del pittore francese, che nel frattempo se n'era andato a Parigi. Quando Vincenzo Fagella, chiese un mutuo al Banco di Napoli per ristrutturare la villa distrutta da uno di questi 2 terremoti, dal primo di questi 2 terremoti, il Banco di Napoli gli disse: mi dispiace, non ti posso dare il mutuo perché tu non sei proprietario del 100% delle quote della villa. E quindi lui si trovò costretto a ristrutturare la villa di tasca propria. 3 anni dopo averla ristrutturata, un altro terremoto gliel'ha rovinata e a quel punto lui disse: vabbè, basta, non la ristrutturo più. Adesso ci vivono ancora le 2 sorelle che sono le figlie del professore Fagella. Tra l'altro ho saputo che una forse è venuta a mancare di recente. Vabbè, devo approfondirla ancora questa cosa. Questa mappa che vediamo è la mappa del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. Le differenti colorazioni di verde sono semplicemente delle differenti tutele giuridiche, quindi diciamo non hanno senso. Tutta la parte che è sulla nostra destra, vedete c'è un triangolo, quel triangolo bianco è il bosco di Capodimonte. Tutta la parte verde che si trova intorno al bosco di Capodimonte è il vallone San Rocco. Io dico sempre che il vallone San Rocco fa il giro intorno al bosco di Capodimonte e lo protegge. È un'area lunga 7 chilometri, larga 600.000 metri quadrati, è un'area che io definisco anche l'autogrill delle migrazioni, perché molti uccelli nei percorsi migratori dal nord Europa verso l'Africa si fermano in aree di natura incontaminata come questa per riposarsi, quindi appunto è l'autogrill degli uccelli che stanno facendo la loro migrazione. A fianco, sulla sinistra del vallone San Rocco, c'è tutta la selva di Chiaiano, che è la parte alta, diciamo, ancora più a sinistra dove c'è quella macchia bianca, anch'essa circondata. Quella macchia bianca è pianura, l'abitato di pianura, e tutta la parte verde è la selva, che a sinistra va verso Quarto e a destra va verso Soccavo. Se ci fate caso, c'è al centro della mappa in basso, io lo chiamo un piccolo sputo verde, scusatemi del termine, quella piccola macchia verde è la vigna di San Martino. Per chi non è di Napoli, San Martino è quel castello che si vede sopra Napoli, che governa Napoli dall'alto. Sotto quel castello c'è una vigna che non più di 10 anni fa è stata ripresa ed è stata reimpiantata, e ancora oggi c'è questo contadino che la coltiva a vigneto e ne trae anche un vino che mi hanno detto, io non sono un estimatore di vini, ma ne trae anche un vino che mi hanno detto buono. Tutte queste zone che vediamo in questa mappa sono sottoposte alla tutela del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. È un parco, diciamo, che non è delimitato da un recinto, perché prende zone molto eterogenee della città di Napoli, e soprattutto prende zone di natura incontaminata. Ma comunque è un ente che svolge una funzione di tutela importantissima. Francesco, vedo che stai dicendo: ma questo quando la smette di parlare? No, assolutamente. No, volevo fare pure io qualche domanda. Assolutamente. Allora, siccome la nostra trasmissione, il nostro programma prevede anche, tratta anche dei temi popolari, di sagre, non lo so, cioè tutti questi aspetti legati alla cultura immateriale. Ora, io ricollegandomi a quella che è stata la domanda di una nostra ascoltatrice, ora vorrei tornare un po' su San Rocco, che è appunto il toponimo che identifica appunto questo luogo.
e chiedeva, ma ci sono delle leggende, oppure non lo so, delle storie legate a San Rocco? E aggiungo io, si celebra una festa, come avviene, diciamo, questa festa dedicata al santo? Non so, questa è una cosa. Poi c'è un'altra cosa, così ti faccio tutte e due le domande, e poi prima Gabriella, che non vedo più, forse non so, è sparita Gabriella, ha nominato Alfredo Buccaro, professore Alfredo Buccaro, che io ho avuto l'onore di conoscere, anzi faccio vedere questo libro, non so se si riesce a vedere, che è in mio possesso e che custodisco gelosamente, Opere pubbliche e tipologie urbane nel Mezzogiorno preunitario, in cui ci sarà molto probabilmente anche quell'edificio che hai mostrato tu sul del muro finanziere, sì. Esatto. Ora vorrei, la seconda cosa che ti chiedo, Marco, è questa. Questi edifici storici, perché sono degli edifici storici importanti, c'è un programma di restauro, di valorizzazione, di riuso, oppure sono lasciati in stato di abbandono? Queste sono le due cose che mi interessa sapere. Bene, rispondi a queste sì, domande, dopodiché penso che siamo quasi arrivati alla conclusione. Ho parlato troppo, lo riconosco e vi chiedo scusa. No, fosse per me ti ascolterei anche altre 3 ore, però noi entro l'ora e mezza massimo, per poi con una regola che ci siamo. Allora, il professore Buccaro, che io non ho mai conosciuto di persona, ma abbiamo avuto un piccolo scambio, diciamo, epistolare, ha il grande merito di essere stato colui che ha scoperto la mappa del muro finanziere. La mappa del muro finanziere era conservata presso l'Istituto di Storia Patria di Napoli, che è un archivio comunale sostanzialmente, ed era andata perduta. Un bel giorno Alfredo Buccaro si trova in questo archivio per effettuare degli studi e dalla sezione cartografica tira fuori la mappa del muro finanziere. Quindi Alfredo Buccaro è, insieme a Pignatelli, che è un altro professore però della facoltà di architettura della seconda università di Napoli, quindi di quella che sta a Caserta, questo che vediamo sulla sinistra è un pezzo di muro finanziere. Alfredo Buccaro ha il merito di aver riscoperto il muro finanziere, poi partendo dal muro finanziere si è appassionato a tutte le opere di Stefano Gasse, che era un architetto che in quegli anni progettava per lo più edifici per enti pubblici, ha progettato i mercati, ha progettato alcuni edifici del porto di Napoli, quindi diciamo in quel volume che tu hai citato si parla di questi edifici, io l'ho anche consultato, Gabriella è tornata con noi nel frattempo, e purtroppo questi edifici non hanno oggi, sono per lo più di proprietà privata, Villa Fagella è privata, non c'è un programma di protezione, Villa Fagella è privata. Ti racconto giusto che mi hanno contattato da una casa di produzioni cinematografiche perché volevano utilizzare Villa Fagella per un cortometraggio. Mi sono anche interessato con le sorelle Fagella tramite un'amicizia comune, ma le sorelle Fagella hanno detto: noi siamo delle persone anziane, non vogliamo fastidi, non vogliamo disturbi, e quindi diciamo non se n'è fatto più nulla. Però ovviamente la casa di produzioni cinematografiche era disposta a pagare, probabilmente quei soldi sarebbero anche potuti servire per tutelare e per ristrutturare Villa Fagella. Purtroppo, come ti ho mostrato prima, anche gli edifici del muro finanziere sono crollati, a parte quelli che sono utilizzati ancora oggi come la caserma dei vigili urbani o quello oggetto della metropolitana di Napoli che verrà ripristinato. Gli altri edifici del muro finanziere un po' sono andati anche perduti, perché il muro finanziere è caduto nell'oblio. E vi faccio giusto una domanda, una domanda provocatoria. Secondo voi il muro finanziere è riuscito nell'intento di sconfiggere il fenomeno del contrabbando a Napoli? No, è un dato di fatto, Marco, che non ci è riuscito. Esatto. È un dato proprio storico. Il contrabbando a Napoli è sempre stata una delle attività più floride. La stessa moglie di Masaniello era una contrabbandiera. Fu arrestata perché aveva contrabbandato della farina nella casa di un nobile, che era un funzionario pubblico, tra l'altro, questo nobile, e da lì Masaniello si arrabbiò così tanto da fare quello che poi ha fatto, quel fuoco di paglia che ha fatto. Alcuni di questi edifici hanno quindi questi progetti, ma sono progetti mirati.
La professoressa Pagano insieme al marito sta cercando di portare avanti un progetto di ripristino del muro di alcuni edifici del vallone, che sono nel vallone San Rocco, perché loro si sono da sempre innamorati del vallone San Rocco, e tra cui anche questi del muro finanziere, ma sono dei progetti, loro impiegano i loro studenti di architettura, gli fanno fare delle tesi di laurea sperimentali, perché questi studenti devono imparare anche a fare i progetti, e quindi fanno dei progetti, ma questi progetti poi si scontrano con la dura legge del soldo, dovrebbero essere finanziati, ma non si trova mai un finanziatore disposto ad avviare un lavoro serio di ripristino, a meno che, come vi ho spiegato, non ci sono dei progetti mirati, tra cui quello della metropolitana, gli eredi delle sorelle Fagella, quelli che saranno gli eredi, perché una è ancora viva. Io ci ho parlato con questi ragazzi, sono ragazzi miei coetanei, quindi loro hanno in mente grandi cose per Villa Fagella, però ovviamente anche loro si scontrano con gli ingenti capitali che operazioni del genere richiederebbero. E questa è la risposta alla tua prima domanda, che purtroppo è una risposta in gran parte negativa. Noi come associazione, noi siamo un ente del terzo settore, viviamo delle quote di iscrizione dei nostri soci sostanzialmente, partecipiamo a dei... Quanti Al soci avete? momento non li ho ancora contati, perché confesso il mio peccato, siamo un po' indietro nell'elaborazione di un libro soci, ma dovremmo essere intorno ai 450. Non vorrei sbagliare, insomma, numero più, numero meno, 400-450 soci che si sono iscritti in questo primo anno di vita dell'associazione, e si iscrivono in occasione delle nostre passeggiate, parliamoci chiaramente, insomma, però sono persone che magari quando vengono alle passeggiate al Vallone San Rocco si innamorano di un luogo. Io stesso non sono nativo di questi luoghi, io sono nativo della Torretta. La Torretta è un posto che a Napoli si trova vicino al mare, quindi non c'entro niente con le colline di Napoli. Da sposato sono venuto a vivere a San Rocco e mi sono innamorato del Vallone San Rocco. E mia moglie mi dice che c'ho l'amante. Perché il Vallone San Rocco è diventata la mia amante, che mi sottrae tante energie. Per quanto riguarda invece la risposta alla prima domanda, diciamo che non ci sono delle storie su San Rocco specificamente. Veniva fatta una festa di San Rocco, ma purtroppo non era nulla diciamo, di esagerato, proprio perché i residenti non si sentono molto coinvolti in questa cosa, perché, come dicevo prima, magari sono residenti di passaggio, gente che vive a San Rocco ma non è di San Rocco e non è interessata a sviluppare San Rocco. Ci sono delle leggende, tra cui quella della sposa, quella leggenda della sposa che è stata narrata anche da Matilde Serao. Narra di questa sposa costretta ad un matrimonio infelice, perché costretta dai genitori, per debiti contratti dai genitori, ad andare in sposa ad un ricco anziano, ma lei era innamorata di un giovane, e questa sposa avrebbe fermato il giorno delle sue nozze, con ancora indosso l'abito da sposa, avrebbe fermato il carro che la portava, insomma, il carro di nozze, e sarebbe sul ponte di San Rocco, sarebbe scesa dal carro e si sarebbe per la disperazione gettata giù dal ponte. E la leggenda vuole che nelle notti particolarmente tempestose questa sposa sia un fantasma che aleggia sul ponte di San Rocco. Qualcuno ha detto di aver visto il velo, sono leggende ovviamente, Matilde Serao ce la racconta. Qualcuno dice che non era il ponte di San Rocco, ma era il ponte di Bellaria, che si trova sempre sul vallone San Rocco, ed è un ponte che tra l'altro oggi non esiste più perché è stato interrato. È una leggenda indubbiamente legata al vallone San Rocco, poi quale ponte sia precisamente, francamente ci interessa il giusto. C'è un'altra leggenda che riguarda sempre un carro. Ho nominato la zona di Bellaria prima, ed è una zona dove ci sono delle curve molto tortuose. Ancora oggi è una zona dove si fanno incidenti con le macchine, perché il vallone San Rocco vive di un microclima tutto suo, ci scorre ancora un piccolo corso d'acqua all'interno, e quindi si crea un po' di brina, un po' di umidità sulla strada, che
complici anche le curve tortuose, fa slittare le macchine per chi, diciamo, non è preparato. E la leggenda narra di questo carro che sarebbe slittato e che ancora oggi sarebbe slittato e caduto giù dal ponte di Bellaria, e che ancora oggi sia un carro fantasma che diciamo frequenta quelle zone. Ancora una volta ricorre il motivo del carro, ma perché? Perché il vallone San Rocco si trova sulla via dei Canapi, l'abbiamo nominata prima, era una strada, oggi si direbbe di grande percorrenza o di percorrenza veloce. Era una strada dove appunto si usciva dalla città di Napoli e si andava verso Secondigliano o verso Miano o comunque verso la zona nord di Napoli. Lo stesso ponte vecchio di San Rocco, si pensa, ma purtroppo non ci sono notizie certe, si pensa che sia stato costruito addirittura in tempo imperiale dagli antichi romani, perché si trovava sulla strada che da Napoli conduceva per Abellam, cioè verso Avella. Avella era un centro commerciale, un paese che svolgeva la funzione di commercio, che si trovava vicino all'odierna Nola. Mentre Pompei era il centro commerciale per le cose frivole, Avella era il centro commerciale per, diciamo, prodotti agricoli. Era un importante centro commerciale dove venivano smerciati prodotti agricoli, e quindi la via per Abellam era sicuramente una via frequentata da mercanti che portavano le loro mercanzie, le compravano ad Avella e le portavano a Napoli, e viceversa, prodotti magari ittici che partivano da Napoli e andavano verso l'odierna Nola. Ripeto, purtroppo non ci sono notizie storiche, anche se il mio amico Ciro De Novellis in questo libro diciamo in qualche modo le dimostra queste presunzioni storiche, e lui parla della festa dell'Archetiello in questo libro. Mi chiedevano delle leggende. La festa dell'Archetiello è una festa, diciamo, che nella cultura popolare napoletana è sempre stata un qualcosa di come un po' piedigrutta, no? Di molto festoso, molto rinomato, molto richiamato, e si chiamava dell'Archetiello perché a Miano si trova una zona che si chiama dell'Arco, perché ci passava un acquedotto, l'acquedotto che poi arrivava ad Atella, che non è Avella che ho detto prima. Atella sarebbe vicino a Aversa, ancora oggi esiste Orta di Atella. Esatto. Sì. E questo acquedotto che si diramava dall'acquedotto del Serino, che arrivava a Napoli e poi arrivava a Miseno, un ramo si diramava verso Aversa, verso Atella, che era un'importante città osca, quindi esisteva ancora prima dei Romani, perché gli Osci erano il popolo che abitava queste zone prima che Enea arrivasse sulle coste laziali e fondasse Roma. Questo acquedotto, sotto questo acquedotto c'erano appunto gli archi del ponte canale dell'acquedotto. Questa zona veniva definita dell'Archetiello. C'era un'altra zona diciamo quasi al Vomero, è una zona che si chiama Via Pigna, si trova vicino al Vomero ma non è Vomero. Anche lì c'è una chiesa di Santa Maria ab Arcu. Quindi, diciamo, un'altra delle cose che Ciro dimostra in questo suo libro è che la via dei Canapi avrebbe unito queste zone varie che per vari motivi si chiamavano dell'Arco, e avrebbe generato questa festa dell'Archetiello, che era una festa sostanzialmente in cui diversi punti della città si univano e si incontravano grazie a questa strada e festeggiavano insieme la rinascita. E questa è una cosa molto bella, ripeto, è una teoria di Ciro che io sto scoprendo e voglio, diciamo, anche approfondire, perché risale a prima dei Romani, quindi agli Osci, come dicevo prima, in cui gli Osci avevano questa divinità. Qua non so se si legge, si parla del mito di Maia, e questa divinità Maia, che sarebbe la dea della fecondità, perché veniva appunto festeggiata con la primavera, quando c'è tutto il discorso delle ferie Augusti, no? Un po' prima delle ferie Augusti i contadini facevano il raccolto, la fecondità era propiziatoria affinché questo raccolto fosse buono, e questa Maia era la dea madre, oggi si direbbe madre natura,
la dea madre che assicurava la fecondità ai contadini e che poi nell'iconografia cristiana è diventata la Madonna. Tant'è vero che a Miano, in questa zona dove si svolgeva questa festa dell'Archetiello, esiste un santuario di Madonna dell'Arco, che non è la Madonna dell'Arco di Santa Anastasia, è un'altra Madonna dell'Arco diversa da quella di Santa Anastasia, e che appunto era questo quadro della Madonna collocato sotto questo arco del ponte canale romano, che avrebbe chiamato un mendicante, lo avrebbe chiamato per nome e gli avrebbe detto alzati, alzati. Questo mendicante era storpio e questo mendicante si alzò in piedi. E qui il miracolo, il primo miracolo della Madonna dell'Arco di Miano. Questa è un'altra storia che anche stiamo cercando di riscoprire insieme ad una tua collega, un architetto di Miano, la quale è scesa negli archivi di questa chiesa e ha trovato dei documenti che farebbero risalire questa chiesa della Madonna dell'Arco a prima della Madonna dell'Arco di Santa Anastasia. Quindi si sta generando anche una lotta tra chi è nato prima, se Santa Anastasia o Miano. A noi non interessa questo dato, ci interessa il dato storico. Poi c'è un'altra storia che si racconta all'interno del vallone San Rocco, è quella del borgo di San Cesario al Rivo, un borgo che sarebbe andato perduto. Addirittura si pensa perduto perché un'alluvione lo avrebbe sotterrato. È una storia di cui non si trova nulla nell'iconografia e nella storiografia ufficiale, e anche questa rappresenta una delle prossime sfide che noi come associazione ci siamo prefissati. Vicino al vallone San Rocco, ma non troppo, c'era un altro borgo, che è il borgo di Lanzasino, che prende il nome da questa Madonna che aveva in mano una lancia e paradossalmente, pur essendo una Madonna, aveva il seno scoperto, quindi lancia a seno. Questa sarebbe l'origine del toponimo. Ancora oggi esiste. Sì, sì, no, dico, no, queste storie sono molto interessanti perché dimostrano proprio cioè come il cristianesimo e il paganesimo si sono fusi in qualche modo, e tutto questo, diciamo, poi nel Medioevo, ma anche nell'epoca, nella prima età moderna, era in qualche modo tollerato, non tanto dai vescovi, ma quanto dalle chiese locali, le cosiddette chiese ricettizie, che si rendevano conto, perché poi loro, diciamo, avevano il contatto diretto con il popolo, e quindi si rendevano conto che bisognava in qualche modo trovare dei compromessi. Trovare una continuità. Sì, certo. E quindi, tra quelli che erano i riti pagani che il popolo continuava ineluttabilmente a festeggiare, e i nuovi riti cristiani e paleocristiani che appunto si dovevano affermare con Costantino e con la vittoria in hoc signo vinces, no? Con la vittoria del cristianesimo sotto Costantino. Però questo veniva non tollerato dalle cioè dai vescovi, cioè dalle curie, eccetera. Quindi dei contrasti, soprattutto in età moderna, parlo del 500, 600, 700, cioè, quindi in quel periodo c'era questa, però le chiese locali erano troppo forti, erano resistenti, e poi alla fine i vescovi hanno dovuto in qualche modo capitolare. Questa è la cosa. Senti, però hai detto delle cose veramente interessanti. Io spero, mi dispiace che dobbiamo chiudere. Lo so, spero di aver suscitato la curiosità di molti. In chiusura volevo giusto segnalarvi questo romanzo, Il segreto di San Rocco, che è un romanzo giallo ambientato nel vallone San Rocco, ai tempi del G7 a Napoli, il G7 che si fece con Bassolino sindaco, non so se ve lo ricordate. Ed è un romanzo che non vi dico molto perché altrimenti vi svelerei la trama, ma è un romanzo che parla di terrorismo, quindi anche una cosa abbastanza attuale. Quest'altro che mi è stato molto utile, Sebeto, perché il corso d'acqua, meglio, non è un fiume, è un torrente. Il corso d'acqua che ha generato il vallone San Rocco era appunto di natura torrentizia, cioè alimentato non in via continua, non c'era una fonte, ma era alimentato dalle piogge.
ma era un fiume che poi scorrendo, facendo il giro intorno al bosco di Capodimonte, all'altezza della odierna Piazza Nazionale, si incontrava con il Sebeto, o perlomeno quello che si pensa fosse il percorso più accreditato del fiume Sebeto, perché il Sebeto è sempre stato un fiume mitologico, il cui percorso è anche oggetto di disputa tra gli studiosi. E il torrente San Rocco, così si chiama appunto il fiume d'acqua che scorre ancora oggi nel vallone San Rocco, il torrente San Rocco era un affluente del Sebeto che poi sfociava a mare dove oggi c'è il parcheggio Brin, nella zona del parcheggio Brin. Diciamo che mi è piaciuto molto quello che tu hai detto all'inizio della puntata, cioè oggi ci troviamo non in un borgo piccolo nella provincia, ci troviamo nella grande città, ci troviamo a Napoli. Napoli però vive e soffre di overtourism, no? Questa parola tanto abusata oggi, ma Napoli non è solo la narrazione turistica del centro storico, ma è anche una narrazione storica delle periferie, perché noi siamo in periferia a Napoli, Miano, Secondigliano, Piscinola, Chiaiano, sono tutte zone di periferia. Tra Piscinola e Chiaiano ci sono le vele che molti conoscono per Gomorra, no? Quindi siamo nella piena periferia della città di Napoli, quella che per anni è stata famosa. Anche se pure quello oramai è diventato turismo. Le persone vanno là per vedere. Ma tu pensa, io ho conosciuto. Vedono Gomorra e vogliono vedere i luoghi. Vabbè, insomma, ho conosciuto una persona originaria di Scampia che poi per lavoro vive a Roma da anni e anni. E lui ci ha conosciuti sul web, è venuto a vedere il Vallone San Rocco. Lui gestisce un gruppo di amici, 40 persone, non è il gruppetto, sono 40 persone che sono venute a vedere il Vallone San Rocco e lui mi ha chiesto: ma vogliamo organizzare di Scampia? Sì. Tra poco vedrai che a Scampia diventeranno tutti B&B, cioè dei turisti che vanno là, insomma, comunque, ma guarda, per certi versi magari, perché la sanità si è salvata così, il centro storico di Napoli è vero che adesso soffre di overtourism, ma si è salvato così. No, ma è giusto. Ma io credo una cosa, che se c'è la presenza dei turisti, la presenza, non so, più persone ci sono, anche in luoghi difficili come quelli che abbiamo appena nominato, ed è importante questo, e più comunque si crea una situazione di normalità, oppure tendente alla normalità, così come il lavoro che state facendo voi con la tua associazione, che è veramente encomiabile. Ecco, tu hai parlato di queste cave che erano diventate delle discariche abusive, ecco, diciamolo, perché poi non erano solo discariche di inerti, ma erano diventate delle discariche un po' di tutto. Se c'è l'abbandono, se non ci sono se non c'è non lo so, se non ci sono le istituzioni, non ci sono quasi mai, ma se non c'è chi ha un interesse diverso, tu giustamente hai punti alla valorizzazione anche per scopi turistici di questi luoghi, e crei un passo importante verso la legalità, cioè la legalità nel senso affinché non si commettano degli atti illegali come quelli che venivano commessi in precedenza. Quindi questo fino all'altro ieri. Io ho capito che il tempo a nostra disposizione è scaduto. Per chi fosse interessato, noi abbiamo sia una pagina Facebook che una pagina Instagram, Amici del Vallone San Rocco. Se vi fa piacere vi potete iscrivere per restare aggiornati e magari partecipare ad una delle nostre passeggiate. La prossima contiamo di organizzarla per sabato 20 settembre, anche se quello è un weekend a Napoli un po' particolare perché c'è la festa di San Gennaro. Però insomma ci proveremo perché questo è quello che facciamo. Va bene, io intanto ti ringrazio. Gabriella purtroppo ha scritto che non riesce più a entrare, non si riesce più a connettere, insomma, quindi salutiamo Gabriella. Mi dispiace. La ringraziamo ovviamente per il suo notevole contributo che ha dato a questa diretta. E per quanto riguarda Vallone e Borgo San Rocco, non è detto che in futuro non ci siano altri punti, diciamo, di contatto che potrebbero portarci a un'altra trasmissione. A noi non può che fare piacere. Se c'è qualche novità, qualcosa di interessante, noi siamo grazie per l'opportunità che ci avete dato e buona serata a tutti.
Grazie, grazie e un saluto anche a tutti coloro che sono tantissimi, come avrebbe potuto Sì, notare dai messaggi dai che messaggi che scorrevano abbiamo sotto, inviato. sì. E infatti, e un saluto anche al nostro regista Donato Rinaldi e alla prossima puntata di Vieni al Sud. Buona serata a tutti.